Che lavori state facendo sulla diga del porto? Un consolidamento, quindi un posizionamento di massi, un posizionamento cospicuo di massi che va a consolidare le aperture che negli anni, le mareggiate che si sono susseguite hanno creato nella diga. Era già previsto pre-mareggiata e risponde ad un finanziamento dedicato alla pesca professionistica, proprio a tutela dei pescherecci lì presenti, ma approfittiamo, diciamo, dello spostamento di massi per ottimizzare le operazioni e appena terminati i lavori attualmente in essere sulla diga del porto passare subito, presumibilmente mare permettendo, da lunedì 11 marzo a questo primo rafforzo della diga di Portobello, che appunto non sarà risolutivo ma sicuramente migliorerà la situazione in essere. Il grosso per voi resta Renà, ovviamente, dove molti interventi sono stati fatti ma non basta. Stiamo già oltre le risorse che avevamo messo in campo, abbiamo in questo momento riprofilato la linea di costa perché il mare lì aveva scavato sotto, quindi rendendo insicura anche la strada carrabile, oltre che le abitazioni, le strutture, l'hotel, eccetera. Ma adesso servono risorse per posizionare i massi degradanti, insomma per riaccompagnare tutto il profilo della costa in modo che quella spiaggia sia praticabile da chi vuole fare un bagno, da chi vuole frequentarla, ma anche le attività turistiche della zona possano riprendere in serenità dall'inizio della stagione l'attività. Per una prima sistemazione si richiedono circa 800.000 euro di impiego. Ad oggi sono arrivati 100.000 euro rispetto ai diversi milioni richiesti alla Regione. Veramente ci auguriamo che questa somma aumenti, perché altrimenti diventa molto difficile con le risorse di un comune come quello di Sestri Levante rispondere ai danni del mare e quindi mettere in sicurezza le due aree che ho citato.